venire a Adria in Sala Cordella e trovare Benizzi Germano, anzi Germano per gli amici, apicultore. Io l'avevo conosciuto come un espertissimo apicoltore, oggi in una mostra straordinaria di uccelli con una tecnica fotografica importante. Ci vuoi descrivere questa mostra, Germano? Allora, intanto è una mostra di 3 autori, sono io con il mio amico Caterino e Luigino Rosà, che approfittando dell'occasione del fotoclub per mettere su questa mostra assieme all'amministrazione comunale ci ha dato la possibilità di usufruire della Sala Cordella per una settimana. Ecco, abbiamo visto delle foto importanti e veramente straordinarie. Un po' di tecnica, con che macchina usi? La tecnica è importantissima l'attrezzo di lavoro. Uso una Nikon D500 con un 80-400 Nikon, uno zoom, un buon zoom, dai, non costosissimo, e quindi un'attrezzatura abbastanza alla portata di tutti. La luminosità, visto che probabilmente la riprende da molto lontano, è straordinaria. Cioè, sì, le luminosità. Adesso ci sono degli accorgimenti anche tramite computer per poter, non dico migliorare, ma sicuramente per valorizzare di più i file che riusciamo a fare. Dietro di te ci sono delle foto, come ripeto, importanti. Qual è quella che sei più affezionato? È difficile, affezionato a tutte, e quella che mi è costata più lavoro e sicuramente più soddisfazione è questa, il Martin Pescatore che si immerge in una vasca che noi abbiamo posizionata e abbiamo convinto naturalmente con dei metodi tramite il mangiare, perché infatti i pesci che ci sono dentro li abbiamo messi noi, abbiamo convinto di infilarci nella vasca e diventare attore per queste fotografie. Ecco, fare una foto così, al di là della fortuna che potrebbe capitarti, però eventualmente quanto tempo ci metti a farlo? No, non è fortuna, non è mai questione di fortuna. Per star postato quanto tempo? C'è un lavoro di 5-6 anni. Addirittura? Sì. No, ma dicevo, per fare una foto, adesso vedo questa qua con Martin Pescatore. Per fare una foto così, naturalmente devi rimanere sul capanno, devi imparare le abitudini degli uccelli che vai a fotografare, e una volta che conosci le abitudini degli uccelli riesci a fare. Ci vuole anche un po' di fortuna, ci vuole tanta fortuna. Ecco, tu abbiamo premesso che ti ho conosciuto come apicultore nell'oasi di Volta Grimana. Queste foto vengono da lì oppure? Una buona parte di queste foto vengono dall'oasi di Volta Grimana, le altre sono fatte nel delta. Abbiamo la fortuna di avere un delta con 300 specie di uccelli, quindi non è proprio tanta fatica farle. Certo, ci vuole un po' di costanza e bisogna girare. Ecco, ultima domanda, tu devi essere appassionato di queste foto, hai una cultura ecologica sicuramente importante, e da tanti anni la stai facendo. Il delta è ancora un paradiso oppure sta perdendo un pochino di punti? Oddio. No, il delta è sempre un paradiso, per effetti naturalistici è sempre qualcosa di unico. Io ho girato la Camargue, sono stato in Spagna, sono stato in altri posti, ma come il delta non ce ne sono, c'è poco da fare. Sicuramente, non so, forse non parlo di eccesso di turismo, perché è giusto che il turismo ci sia, le attività devono funzionare, devono vivere, quindi non influisce tantissimo. Perché non abbiamo ancora un turismo di massa tali da far desistere gli uccelli da arrivare, insomma, ecco. Però dici che dobbiamo stare attenti. Sì, dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere anche prudenti sui mezzi che adoperiamo per spostarci. Ci vorrebbe un po' più di cultura, forse a livello scolastico si potrebbe fare qualcosa.